Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi approfondisco un pochino l'argomento Sibille affinché appunto comprendiate qualcosa in più. Molti di voi magari sono già degli appassionati della lettura dei tarocchi oppure conoscono già, addirittura ci sarà chi li utilizza regolarmente, ma vi mostro quali sono quelli che sono in mio possesso e un pochino vi do qualche ragguaglio così che vi possiate cimentare anche voi. Come dicevo nella scorsa condivisione, esistono svariati tipi di carte, i tarocchi possono essere appunto un mazzo molto importante e molto completo, soprattutto se previsto anche la presenza degli arcani maggiori. Nel caso delle Sibille invece non sono contemplati gli arcani maggiori. Vi mostro alcuni dei mazzi che ho. Allora, questo per esempio è un vecchissimo mazzo di Sibille, dico vecchissimo perché ormai ha 23 anni, ecco, ha 23 anni. E dunque è mio compagno da tantissimo tempo, ci capiamo al volo, c'è da dire che ormai quando mi devono dire qualcosa io capisco immediatamente cosa mi vogliono dire. E in effetti, come ogni cosa che ha uno scopo di un certo tipo, l'utilizzo rafforza il legame, ma anche il suo potenziale. Cioè noi più utilizziamo una cosa, più creiamo un legame con questo oggetto e andiamo a rafforzare la valenza dell'oggetto stesso nei confronti dell'uso per il quale viene appunto applicato. Questi tarocchi presentano delle figure, come vedete, con delle didascalie, sono molto figurativi poiché già dalle immagini noi possiamo comprendere il loro significato e aiutandoci poi anche con la suddivisione in semi, perché come vedete, ecco, in questo caso prendiamo questa carta, come vedete in alto, nel riquadro in alto c'è il seme e il numero, che ovviamente corrisponde a una particolare figura. In questo caso il 13 di quadri corrisponde al re di quadri. Perché vi dico così? Perché sebbene le Sibille, proprio grazie alle loro bellissime figure, possono essere molto immediate da leggere, potete comunque utilizzare anche dei mazzi di carte da scopa, per esempio, poiché ai vari semi corrispondono anche dei semi, diciamo, di natura italiana, chiamiamoli così. Cioè, se in questo mazzo abbiamo quadri, cuori, picche e fiori, che sono tipici delle carte francesi, abbiamo poi i corrispettivi semi nelle carte italiane, può esserci il mazzo di carte napoletano, quello siciliano, o comunque anche altre regioni hanno un loro tipico mazzo di carte che all'occorrenza può trasformarsi in un mazzo di Sibille. Vale a dire che grazie alle corrispondenze dei semi noi sappiamo più o meno individuare l'argomento della carta che appunto esce all'interrogazione. Dico brevemente, per chi non lo sapesse, le varie corrispondenze. Se ad esempio abbiamo la carta che abbiamo visto prima, i quadri, in questo caso si tratterà dell'elemento terra e dunque corrispondenza con i denari. Dunque, se avete un mazzo di carte normali, questa carta corrisponderà al re di denari. Se per esempio abbiamo questa carta molto bella, i cuori, in questo caso il cane corrisponde appunto al 9 di cuori, nel mazzo di carte tradizionale o comunque della tradizione nostrana, diciamo italiana, il cuore corrisponde alle coppe. Allora,
Ovviamente denari, coppe, così come quadrati, cuori, hanno un loro ambito. Infatti, abbiamo detto i cuori corrispondono all'elemento acqua, infatti, vabbè, in questo caso il cane parla di fedeltà, di successo amoroso, i cuori in generale ci parlano dell'aspetto emotivo della faccenda che andiamo ad indagare. Dunque ci parleranno appunto di dinamiche di natura emotiva e sentimentale ovviamente. La presenza invece dei quadri, come ho detto, corrisponde all'elemento terra, il quale appunto parla dei frutti che noi raccogliamo in seguito alle nostre azioni. Dunque si tratta appunto di una tipologia di carte che risponde a questioni di natura economica o a questioni che noi andiamo a mettere a punto con le nostre azioni. Dunque abbiamo già dei settori di riferimento, mentre per esempio le lame di tipo con dei colori neri, ad esempio il picche, in questo caso abbiamo l'asso di picche che corrisponde all'asso di spade, parla invece di situazioni di tipo mentale, dei pensieri, dei progetti, ma anche delle prove che noi incontriamo lungo il nostro quotidiano, lungo il nostro percorso di vita. Queste prove appunto ci possono portare degli ostacoli, dei momenti di difficoltà, dei rallentamenti o la necessità di rivalutare determinate cose. Dunque quando all'interrogazione emergono un grande quantitativo di carte con il semi picche o spade nel corrispondente italiano, allora sappiamo già che abbiamo davanti un periodo un po' impegnativo. Le spade corrispondono all'elemento aria, dunque anche qui abbiamo appunto un altro settore di interesse esoterico che possiamo appunto approfondire, proprio perché sappiamo che l'aria è il mondo dei pensieri, il mondo dei ragionamenti e il mondo appunto dell'astrale. Eventuali attacchi occulti vengono segnalati appunto dalle lame di picche o di spade. Infine abbiamo le carte di fiori, in questo caso vedete sempre nell'angolo in alto la carta del domestico che corrisponde diciamo al fante di fiori. I fiori dunque a cosa corrispondono? Manca soltanto più il fuoco, corrispondono all'elemento fuoco e nei mazzi di carte nostrani tradizionali corrispondono ai bastoni. I bastoni, dunque i fiori e il fuoco di per sé è l'azione. Dunque è un po' all'interno di una struttura grammaticale manifestata dalla lettura dei tarocchi e delle sibille, queste carte ci parlano delle azioni, dunque delle cose che noi siamo chiamati a fare o che ci verranno fatte, dipende ovviamente dal tipo di carte che vengono fuori all'interrogazione. Come avete visto appunto ho fatto questa breve carrellata così che possiate cominciare già a farvi un'idea. È chiaro che poi il numero della carta darà altri valori, altri significati che vedremo prossimamente in qualche altra condivisione. Dunque questo è il classico mazzo, questo è la vera Sibilla, questo mazzo veramente è stato con me, sta con me da tantissimo tempo, la vera Sibilla, ed è molto, molto interessante, molto rispondente. Abbiamo poi un altro tipo di mazzo per il quale non mi dilungo molto, vi dirò soltanto che è la Sibilla di Leonmard. Leonmard, vabbè, è famosissima, famosissima, veggente del periodo di Napoleone, infatti era la veggente di Napoleone e attraverso questo mazzo di carte gli predisse la sconfitta che poi gli fu fatale, che segnò appunto la fine del periodo napoleonico.
La particolarità di questo mazzo, oltre ad avere figure molto belle, anche se la corrispondenza numerica non è sequenziale, perché per esempio il 5 corrisponde al 7 di cuori, ma ci sono altri numeri tipo il 32 all'8 di cuori, cioè è una numerazione differente che ha sicuramente qualche altro valore che poi approfondiremo in qualche altra condivisione. E l'altra particolarità di questo mazzo di carte è che tutte le carte dal 2 al 5 di tutti i semi mancano, perciò avremo soltanto l'1, 6, 7, 8, 9, 10, fante, donna, re, e dunque mancheranno sia per picche, sia per fiori, sia per quadri che per cuori, mancheranno le carte 2, 3, 4, 5. Vediamo invece alla fine l'ultimo che è in mio possesso, l'ultimo mazzo di Sibille, ed è, sebbene più recente rispetto ad altri che possiedo da più tempo, è quello che io preferisco. Non dovrei dirlo, non voglio che si offendano le altre mie collaboratrici Sibille, però devo confessare che ho una predilezione per questo mazzo di carte. Per cominciare perché ha delle immagini bellissime, veramente mi piace perché hanno un sapore di un tempo passato, di qualcosa di veramente di magico, proprio bello da vedere e così via. Hanno una bellissima anche comoda didascalia, ma soprattutto sono 100 carte. Questo mazzo è edito da Rebis e può dare risposte incredibilmente dettagliate, mentre per esempio il mazzo di Sibille che vi ho fatto vedere per primo sono 13 per ogni seme, dunque facciamo un rapido conto: 13 per 4, 52, sì, 52 carte. 100 significa il doppio quasi di lame disponibili per poter dare veramente una lettura assolutamente dettagliata e approfondita. Devo dire che hanno una dimensione molto impegnativa, grandi, perciò ci vuole un po' mano a mescolarli, a mescolare queste carte, però sono assolutamente straordinarie. Vedremo poi nelle prossime condivisioni il significato dei vari numeri delle carte, così che poi si possa fare qualche prova di lettura insieme. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando al prossimo video, alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!